Rete Idrica, la società che gestisce il servizio in provincia di Agrigento, punta a rifarla, ma impatta tra frenate e sterzate. Il finanziamento europeo tanto decantato negli anni c'è, ma è bloccato alla regione. Somme inserite nel bilancio ed arrivate con il patto per il Sud, 9 milioni e 900 mila euro per il 2017, 7 milioni di euro per il 2018 e altrettanti per il 2019, cui si aggiungono altri quasi 3 milioni per arrivare alla somma complessiva di 26 milioni e 900 mila euro che dovranno servire a rendere più efficiente il sistema idrico cittadino. Girgenti Acque attende impaziente, a suon di comunicati stampa, continua a rimarcare le condizioni della rete idrica. È ridotto a colabrodo, continuiamo a perdere, sottolinea la società, il 50% delle risorse idriche. Le condotte esistenti risalgono a 50 anni fa. Dal momento in cui verranno sbloccati i finanziamenti, spiega Girgenti Acque, la nuova rete verrà realizzata anche in 24 mesi. E tra i nodi al pettine in mano alla regione anche quello della depurazione. Gli uffici regionali non hanno rilasciato il nulla osta richiesto da Girgenti Acque nel 2014 per far scaricare i depuratori. Ed intanto l'ARPA multa la società. Per Girgenti Acque il servizio va bene, la burocrazia è invece ad essere nociva. Anche Legambiente, per bocca del presidente regionale Claudia Casa, registra dei dati positivi nel sistema che fa confluire i reflui nella zona storica di San Leone, bypassando il depuratore di Villaggio Peruzzo. In questo modo, dice Claudia Casa, la situazione del mare di San Leone è visibilmente migliorata. E la graduatoria stilata da Italia Oggi mette Agrigento insieme ad altre 15 province italiane al primo posto per la depurazione, un dato che sembra però in netta dissonanza secondo l'associazione ambientalista Mare Amico, con i 10 depuratori sequestrati. Ed in particolare, continua Mare Amico, nel depuratore di Villaggio Mosè arrivano 40 litri al secondo ed invece l'impianto è stato progettato per riceverne 4. Dunque una situazione pirandelliana, il depuratore che non funziona, il mare inquinato e i soldi bloccati, conclude.